Buonasera e benvenuti alla quarta giornata di Strangers Testimoni del nostro tempo. Questa sera il tema della giornata è Bandidos. Prima di cominciare vorrei dare due indicazioni. Siamo in streaming, quindi chi volesse fare domande agli autori può tranquillamente scriverlo durante la diretta e noi faremo avere le domande. Cominciamo. Vi presento Andrea Cossu, docente di lettere di diverse scuole statali superiori e del CPA2 di Serramanna, che quest'oggi coordinerà l'incontro con Giovanni Farina. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti. Non posso nascondere l'emozione per essere qui insieme a voi. Devo andarci piano, se no rischiamo di scoppiare le casse se con la foto. Allora, sì, adesso va meglio, ok? Scusate, sono un po' avvezzo al microfono. Va bene? Allora, dicevo, non posso non nascondere l'emozione per essere qui con voi stasera ad un momento molto importante che non mi sarei mai aspettato di vivere e soprattutto sono contento di avere come mio amico e presentare i libri di Giovanni Farina, una persona che ha tante esperienze da raccontare e queste esperienze vengono da una vita in cui ha iniziato sin da giovane a lavorare, prima ancora a studiare e ha vissuto dei momenti che lo hanno portato a conoscere una realtà molto più, diciamo, aperta di quella che un cittadino comune generalmente conosce. Lui è nato a Tempio Pausania nel 1950, ma i genitori erano di Orune e quindi diciamo, ha avuto dei contatti sia con la realtà di Tempio Pausania che anche con la realtà di Orune. Poi, come è successo negli anni 50, in un momento delicatissimo della storia europea, ma anche italiana, appena conclusa la seconda guerra mondiale, con una necessità fortissima di ricostruzione, con un impegno anche lavorativo difficile da parte della società italiana, la sua famiglia ha impegnato le proprie risorse nel lavoro e per migliorarsi il padre ha investito il proprio lavoro in un'altra realtà che è quella della Toscana, di Prato e della campagna di Calvana. Quindi per alcuni anni il padre ha lavorato da solo lì e con i propri aiutanti nei poderi di Calvana e poi la famiglia di Giovanni si è trasferita lì dove ha proseguito gli studi nella scuola elementare e ha iniziato i lavori anche nell'azienda di famiglia. Io non vorrei... preferirei che certi aspetti li raccontasse lui, ma se leggendo il libro che si intitola Nonostante i cacciatori di uomini, uno e poi anche il secondo, scritto dopo 10 anni, nonostante i cacciatori di uomini due, scusa, quindi oggi presentiamo due libri che si intitolano Nonostante i cacciatori di uomini e poi Nonostante i cacciatori di uomini 2, che raccontano riflessioni e esperienze di vita molto diverse perché allo stesso tempo con un sostrato comune, perché uno è del 2013 e l'altro è del 2023. Non sono gli unici due libri, perché Giovanni Farina ha scritto una decina di libri. Ha iniziato con dei libri di poesie
e poi ha raccontato in altri libri altre riflessioni, tra cui anche uno di condanna ai femminicidi, che è molto profondo e che riflette sul significato dell'essere donna nella nostra realtà sarda, e confrontandolo anche con le notizie che ci arrivano dalla cronaca dei mass media. Quindi un libro molto apprezzato, anche questo. Per quanto riguarda il libro di oggi, nonostante i cacciatori di uomini, raccontarvi anche le peripezie che si fanno per trasferire la propria attività di agricoltore e allevatore dalla Sardegna ad un'altra regione d'Italia, che sembrerebbe facilissimo, basta caricare il bestiame oppure venderlo qua, comprarlo lì e ci trasferisce. A tutt'altro, non è affatto così. Un mare di difficoltà che i nostri giovani sardi, in quel periodo chi si trasferiva erano tutti giovani padri di famiglia, hanno affrontato con spirito risolutivo, perché spesso veniva voglia di ritornare in Sardegna e di abbandonare tutto, invece no, hanno studiato i problemi e hanno cercato di superarli con grande spirito di sacrificio, ottenendo dei grandi risultati. A me ha colpito per esempio la traversata, no? Quando suo padre ha deciso di trasferire il bestiame nelle campagne della Calvana, aveva imbarcato il bestiame in alcuni barconi e non è stato semplice fare la traversata. Sì, che cosa ti raccontavano su questo? Mio padre mi ha fatto presente, diciamo, la traversata di quel periodo, sì, che non era tecnologicamente come sì, oggi, sì, no? C'erano dei barconi dove caricavano gli animali e mi ha raccontato che avevano avuto una traversata molto difficile, sì, per via del mare in tempesta. Sì, sì, sì. Quindi hanno passato dei momenti veramente di pericolo, quando si aveva paura che il carico cadesse in mare, insomma, sì, molto pericoloso. Sì, sì. E per non parlare poi del carico degli animali sul camion per il trasporto verso la campagna, sì, anche lì persino momenti di tristezza che accompagneranno la vita del sì, papà per tutta la vita, perché sì, purtroppo un giovane accompagnatore del padre, mai uscito di casa, giovanissimo, si era un po' esposto troppo dalla cabina del camion e una galleria lo fece spaventare, quindi diede un colpo alla cabina e purtroppo cessò così la sua vita. E per il padre fu un dramma terribile, perché non lo dimentico mai, e si era immerso nella condizione della mamma di una famiglia numerosa dove questo bambino, il ragazzino era partito per portare un pane per la famiglia. Quindi, sì, sì. Di solito erano gli anni che nelle famiglie si adoperava qualsiasi genere di, voglio dire, anche i ragazzi aiutavano i genitori, chi pascolava il grigi, sicché questo ragazzo era stato assegnato a mio padre, no? Cosa che, succedendo questa disgrazia, mio padre si sentiva responsabile un po' dell'evento, diciamo. Crescendo, Giovanni Farina frequenta la scuola elementare, poi farà il servizio militare e già durante il servizio militare viene notato per la sua abilità nell'esercizio fisico, per l'abilità nell'uso delle armi, eccetera. E quindi riceve anche delle proposte per entrare all'interno delle forze dell'ordine, eccetera. Sì. La questione è che in tutti i reggimenti, no? Quando fanno gli allenamenti, eccetera, qua gli individui che si evidenziano in certi, diciamo,
preparazione fisiche e atletiche, gli viene proposto se vogliono fare i paracadutisti e queste cose qua, no? E a me mi avevano proposto di fare il paracadutista e poi di proseguire nella carriera militare, no? Cosa che io, insomma, avevo un'azienda e mio padre che mi aspettava e non ero disposto, insomma, a continuare la carriera militare, ma a tornare al mio lavoro, insomma. Un altro particolare che mi ha colpito è che mentre lui per gli impegni nell'azienda agricola ha le giornate completamente assorbite dal lavoro nell'ovile, eccetera, nella semina dei terreni, non lo si vede molto in paese e spesso vengono delle forze dell'ordine a fare visita nell'azienda. Sì. Ma sai, erano periodi un po' burrascosi, no? Ma non soltanto, erano dei periodi che tra, diciamo, i fatti che venivano le brigate rosse, tra quelli di estrema destra e tutte queste cose qua, c'era un po' di disagio generale, no? E cercavano, insomma, sempre persone che secondo loro erano, insomma, non erano corretti nella vita sociale. Mi è sembrato di capire che mentre in Sardegna, se nell'azienda agricola di Sardegna arrivasse qualche estraneo a chiedere soccorso, lo si offriva il soccorso senza chiedere chi sei, che cosa fai, eccetera. In Toscana, se offrivate il soccorso a qualcuno, chi vi osservava poteva pensare che voi foste complici di quelle persone. Questa è stata una novità anche per te, perché non te l'aspettavi che ci fosse questo ragionamento così. Cioè, offrire un aiuto non vuol dire essere collega delle imprese, non te l'aspettavi questo? No, la questione è che c'è una legge ben precisa della campagna, no? Che l'altruismo per le persone che si trovano a disagio nel percorrere. Io vivevo in una località che era una zona carsica e non si trovava acqua in tutta la montagna. Sicché se te volevi, diciamo, un bicchiere d'acqua ti dovevi fermare dove c'erano i pastori e se veniva, ma poi è una legge pastorale, una legge della campagna di soccorrere le persone che si trovano a disagio in certi momenti, diciamo, di una qualsiasi attraversata, no? Ma l'abbiamo noi nelle nostre transumanze sarde, no? Che un pastore quando faceva le attraversate, quando il primo ovile dove gli faceva buio veniva alloggiato e veniva assistito, no? E quelle usanze lì noi sardi ce le siamo portate anche in Toscana e se a casa mia passava una persona che aveva bisogno di essere, diciamo, di dargli un bicchiere d'acqua, di essere accudito anche nel mangiare, io non è che gli chiedevo la carta d'identità perché non me ne fregava niente, io gli davo quello che l'assistenza che gli potevo dare e poi arrivederci. Quindi un diverso metodo di valutazione. Così, se mi permettete, anche per mandare avanti l'economia familiare, anche una diversa offerta agronomica da parte di quelle terre, perché l'inverno era molto più freddo, perché gli animali sardi non erano abituati a quel clima che c'era lì vicino a Prato, a Calvana, eccetera. E quindi è stato difficile trovare la via d'uscita in questo senso. Sì, io penso che io parlo di mio padre perché ne ho avuto l'esperienza diretta, no? Però anche tanti altri pastori, naturalmente se te un territorio non lo conosci, il tuo territorio sai come affrontarlo e altri territori non sai come affrontarlo. Però io dico solo una cosa, che i sardi che
sono venuti in Maremma e nel continente, hanno riattivato delle campagne che erano disabitate e hanno mosso un'economia che in quei periodi erano, diciamo, si era bloccata. Sì. Crescendo, Giovanni si accorge che le visite della forze di sicurezza sono particolarmente forti e allo stesso tempo anche sgradite, sia nei confronti della sua famiglia, del padre, col quale invece ha avuto un bellissimo rapporto. Anzi, quando eri appena undicenne, tuo padre si meravigliò di come avessi intuito quali fossero i capretti, figli delle capre, per poterli dare, riunire alle mamme al termine del pascolo per allattare i piccoli, perché c'è anche un proverbio in Sardegna che diciamo ovo da gravagio, cioè la finezza che ha il capraro nel ricordare i visi, perché rispetto alle pecore le capre figliano anche con parti gemellari frequentissimi, e quando vanno al pascolo, siccome in genere le capre pascolano in territori scoscesi, non possono portare i piccoli, al rientro il capraro deve riaccompagnare i piccoli ed è facilissimo confondere questo figlio di chi sarà, quindi bisogna essere molto, e si era stupito. All'inizio diceva no, va in casa, ci penso io, invece del tuo aiuto, e quindi si affeziona. Addirittura anche il linguaggio Giovanni Farina lo fa, capisce che può avere un'efficacia comunicativa fortissima anche non direttamente con gli esseri umani, ma anche con le stesse capre. Se lui usava dei vezzeggiativi, dei diminutivi e con un tono di voce semplice, carino, accattivante, anche i capretti si avvicinavano con maggiore. E quindi è un modo di conoscere la vita, oltre che sugli uomini, anche sugli altri esseri del creato. È molto forte. Infatti, col passare del tempo però, dicevo, le forze dell'ordine diventano particolarmente insistenti e lui si ritrova delle accuse che lo portano a dei procedimenti giudiziari di cui non conosce neanche l'origine, tant'è vero che verrà scagionato puntualmente per 7-8 anni da queste accuse, perché verrà dimostrata la sua inconsistenza in questo. Per esempio, uno particolare è quello in cui fosti accusato di un reato, mentre quel giorno avevi denunciato cosa era successo? Tua moglie trova un documento che ti scagionò completamente. Lo vuoi dire? Sì. No, la prima volta che sono stato arrestato, dopo 10 mesi di carcere, naturalmente se a me mi domandavano dove eri un anno fa, io gli dicevo ero al mio lavoro, perché avendo la responsabilità della mia azienda non potevo allontanarmi dal mio lavoro. E il fatto è che ti dicevano ma hai testimoni, io una persona che lavora in campagna mica pensa ai testimoni, pensa al suo lavoro, no? Il fatto è che insomma vengo arrestato e un giorno avevo già scontato 10 mesi di carcere, viene mia moglie e mi dice ma guarda che io so dove ti trovavi quel giorno quando ti accusano di questa rapina a mano armata. E io me l'ho guardata e ho fatto come fai a saperlo, no? Dice ieri era il compleanno di nostra figlia, dice guardando la data io ho visto che quel giorno lì eri in comune che denunciavi nello stato di famiglia nostra figlia, cosa che era risultato veritiero e insomma dopo 10 mesi mi hanno messo. C'è un'altra cosa, il fatto è che il fatto è che in quei periodi quando ti assolvevano per insufficienza di prove e te non eri mai risarcito insomma se subivi un arresto innocente.
Poi successivamente, quindi dopo 7-8 anni di accuse e di assoluzioni, poi alla fine cosa è successo? Sì. Sì, insomma, una mattina sono stato arrestato altre volte, no? E di nuovo scarcerato. E una persona che vive in campagna, no? Che ha un'azienda da mandare avanti, quando manca dal suo lavoro e manca un periodo lungo, quando torna non trova più niente. Però io ho riniziato da capo 3 volte. La terza volta era nel 1979 e quel giorno lì, insomma, avevo rideciso di tornare in campagna al mio lavoro che sapevo fare. Mi ero ricomprato il gregge e una mattina proprio mi ricordo che ero stato tutta la notte a coprire un erbaio perché minacciava la pioggia. E mentre mi stavo facendo la doccia non era ancora fatto giorno, insomma, stava per albeggiare. Sento dei rumori di sportelli di macchine, ero ospite da un mio parente e insomma questo mio parente si affaccia alla porta e vede che era tutto circondato dai carabinieri. Insomma, falla breve, ci perquisiscono, guardano, insomma non trovano niente. Fatto sta che mi stavano di nuovo traducendo in arresto e io quel giorno lì, insomma, persi il controllo e mi detti alla fuga e da quel giorno lì ingranai un ingranaggio nella mia vita che ne sono uscito dopo 42 anni di carriera. Sì. In queste vicissitudini ci sarà sempre una costante, che è quella di un rapporto con la forza pubblica e con forse anche con la parte giudiziaria non sempre trasparente, opaca, per cui Giovanni Farina stesso dovrà difendersi da solo, anche talvolta presentando delle istanze ai vari livelli di tribunale per riconoscere la sua innocenza e anche la sua libertà di movimento. Infatti fai una bellissima riflessione sulla vita nelle carceri prima del 75 e poi dopo fino al 1996, che è molto importante. Io potrei anche leggerla, ma sicuramente ti viene facile ricordarla, sì. Perché le carceri erano sempre in fermento, giusto? Sì. No, beh, il 75 c'erano le rivolte nei carceri per migliorare la vivibilità negli istituti, no? Al quale ci fu la legge Gozzini che insomma aveva in un certo senso migliorato la vivibilità delle persone all'inserimento sociale. Avevano iniziato ad andare in semilibertà, i permessi premio e quelle cose lì, no? Però quello che io volevo dire, quando io nel percorso della mia vita io ho cercato sempre di con la forza di andarmene dall'Italia, perché in Italia non potevo più vivere. I tuoi riferimenti sono stati l'America, l'America Latina, sì. Hai avuto poi i tuoi progetti, hai trovato ciò che cercavi in questi paesi?
Ma io a dire la verità volevo ricrearmi una vita, però cosa che non mi è stato permesso perché insomma mi hanno sempre ritrovato. Allora, tra i documenti che troviamo all'interno dei libri c'è anche una corrispondenza con Giuseppe Soffiantini, un noto imprenditore tessile che venne sequestrato e sulla persona di Gavino e di Giovanni Farina cade l'accusa di essere uno dei carcerieri. I documenti processuali invece sulle testimonianze dello stesso Soffiantini dicono tutt'altra cosa. Sì, ecco. Sì, quello è l'ultimo reato che mi hanno imputato. Prima me ne hanno imputati altri. Però quello dell'imprenditore Soffiantini è un processo che è stato molto travagliato, no? Molto travagliato perché prima cosa io non mi trovavo in Italia, sicché ero all'oscuro di tante cose e quando io sono venuto accusato non è che mi sono potuto difendere tanto, anche perché mi avevano già processato e condannato. Avevano condannato persone che dicevano che erano miei complici, sicché davano per scontato che io ero colpevole, anche se il signor Soffiantini ha sempre dichiarato che il ruolo che a me assegnavano non corrispondeva al personaggio da loro indicato. Né per la voce né per la... nemmeno per la statura fisica. Sì. Con Giuseppe Soffiantini pubblicherà anche un libro di poesie che fa parte di quella decina di libri che ha scritto Giovanni Farina, e ci fu anche una corrispondenza epistolare dal carcere molto intensa dove Soffiantini appunto auspicava che di pensare a dei momenti di speranza in cui lui si sarebbe trovato alleggerito dalla pena e anche in questo senso gli mandava dei libri che lui aveva letto con molto piacere, sperando che anche Giovanni li potesse leggere. Comunque mi farebbe piacere leggere alcune di queste lettere. Io vorrei puntualizzare un fatto. No? Io ho conosciuto a signor Soffiantini perché io sono venuto, mi hanno arrestato in Australia. Mi hanno arrestato in Australia e un giorno il mio avvocato australiano dice: senti, a me mi è arrivata una telefonata da un signore così, come deve venire in Australia per un contatto di lavoro, che voleva venire a trovarti se ti accettavi. In Australia c'è una legge che un detenuto, basta che accetti il colloquio, può fargli il colloquio qualsiasi persona, anche se non è un parente. E allora io, diciamo, superando il consiglio dell'avvocato che mi diceva di non accettare, io le ho detto: guarda che io non ho niente da nascondere, sicché io accetto il colloquio con questo signore. Insomma, farla breve, viene a trovarmi. La conoscenza di Soffiantini è venuta con queste modalità. È venuto a trovarmi col figlio e lì Soffiantini ha conosciuto la mia persona. Sì, che dopo che lui è tornato dal colloquio che ha avuto con me, le forze dell'ordine gli hanno domandato come mai era venuto a trovarmi e lui ha spiegato che come stava scrivendo la sua avventura e come doveva pubblicare un libro, voleva accertarsi se quello delle cronache era veramente il personaggio che indicavano come il suo carceriere. E quando le hanno domandato, e allora dice che lui ha detto che
effettivamente che non ero io. E l'ha sostenuto in tutti i processi. Questo sicuramente dal punto di vista morale sarà stato un fatto molto significativo per te trovare un sostenitore della tua immagine. Allora, la questione che dopo è venuto il fatto di pubblicare le cosine. Questo signore qua, abbiamo iniziato una comunicazione epistolare e allora mi sono accorto che era una persona che gli piaceva molto leggere e queste cose. Allora gli ho proposto se mi pubblicava e lui ha accettato e mi ha pubblicato questo libro, ma è niente di straordinario. La questione è che la magistratura ne ha fatto un fatto un pochino eclatante, nel senso che come mai mi ha pubblicato questo libro? Ma l'ha pubblicato normalmente come se me la pubblicasse un cittadino normale che ha aiutato una persona che si trovava in certe situazioni. Però le lettere trasmettono una stima profonda nei tuoi confronti. Non che, sono scritte, si trovano sui libri. A parte non la stima, lui addirittura si sentiva in colpa perché io ero in galera da innocente, cosa che io gli dicevo: guarda che non è colpa tua. La vicenda italiana storica è molto complessa. Nel libro troverete tante informazioni interessanti. Nel momento in cui i sardi fanno una transumanza via mare, tra virgolette, perché non è più la transumanza dalle Barbagge ai Campidani o alle pianure, ma una transumanza via mare difficoltosa, alla fine i sardi occuperanno nelle terre del continente, tra virgolette, come si dice, 25.000 ettari. Dai calcoli, quindi i sardi con 5.000 famiglie hanno occupato 25.000 ettari di territorio italiano, tra il Lazio, l'Umbria e la Toscana soprattutto. I geografi hanno fatto un calcolo: in Sardegna ci sono 25.000 ettari di servitù militari, vuol dire che qualcosa è mancato in Sardegna, e quindi c'è stata una risposta a questa mancanza di disponibilità di terre, perché i sardi erano in un'epoca di sviluppo, come si dice, occidentale, erano maestri delle loro arti del passato, quindi gli agricoltori della loro piccola attività agricola pastorale, nel settore secondario le piccole botteghe, per non dire quelle coloniali, poi il terziario, eccetera. E quindi siamo trovati fuori dai giochi in confronto con una realtà invece molto più aggressiva, che i sardi che emigravano nel continente hanno dovuto cercare di superare, perché venivano, quello è il bar dei sardi, e quei sardi sicuramente lo sanno loro perché sono e poi anche lo sviluppo nella Costa Smeralda, che era offensivo, il lusso della Costa, offensivo della povertà dignitosa delle famiglie. Andando avanti con il sequestro Sofiantini si aggiungono anche altre accuse, quelle del Samuele Donadoni, se ne vuoi parlare. Il fatto tragico in quel sequestro è che poi viene ucciso un poliziotto che in un certo senso mi hanno chiesto per 10 anni d'ergastolo, me l'accusavano, cosa che poi è risultato che a uccidere è stato fuoco amico. Quindi i colleghi stessi dei nostri accusati invece realmente di questo fatto, che cercavano di nascondere e di caricare invece su Giovanni Farina. E su Giovanni Farina e su altri, perché gli altri li avevano già condannati. Io ero l'ultimo degli arrestati al quale andando assolto hanno dovuto rifare la revisione del processo anche agli altri che avevano condannato. Io voglio solo dire una cosa, no? Che i sardi in Toscana, in Maremma, nelle Marche, eccetera, no? Loro hanno occupato dei terreni che erano abbandonati da tempo
e hanno lavorato, perché il sardo è un grande lavoratore e un altruista, e qualcuno che dice il contrario si sbaglia, cosa che molte volte diciamo anche in Toscana non era ben visto diciamo un comportamento del genere. Però io sono sempre del parere che quando te ti comporti bene e fai del bene, ricordalo. Se fai del male voglio dire, se fai del bene dimenticalo, se fai del male ricordalo. Però la nostra cultura ci ha insegnato fin dalle nostre radici che l'ospitalità è sacra. Sì, sì. Ti ricordi qualche, così se lo vuoi raccontare tu, qualche passaggio delle epistole che hai avuto con Giuseppe Sotantino, qualche passaggio che ti ha particolarmente, che ti ricordi particolarmente? Lui ti proponeva la pubblicazione delle lettere, ti diceva che era quasi pronto. Se vuoi dire qualcosa, sì, su quello. No, ma io con il signor Soffiantina, a parte che è venuto a trovarmi anche dopo l'Australia, è venuto a trovarmi a Catanzaro, eccetera, no? E, insomma, io con lui ho avuto dei colloqui come se fossero, diciamo, dei familiari, come un colloquio normale, e nelle lettere, ma poi io ero, quando io mi scrivevo con lui, alla massima sicurezza. Sicché le lettere che a me mi arrivavano aperte e venivano fotocopiate. Quando io le spedivo aperte, venivano fotocopiate e lette, e se loro vedevano qualcosa loro dicevano linguaggio tritico, non te le facevano partire, te le sequestravano. Sicché, voglio dire, era tutto alla luce del giorno, non c'era niente di ambiguo, diciamo. La condanna alla detenzione speciale ti venne inflitta anche se tu non la meritavi, perché con le tue forze sei riuscito a riconoscere invece l'inconsistenza di quella, e quindi hai dovuto scrivere diverse missive, prima al Tribunale della Sorveglianza, poi ti sei organizzato con la Cassazione che finalmente ti ha dato ragione, perdendo 2 volte. Se ne vuoi parlare? Sì. Perché altrimenti uno non esce fuori da queste, si dimenticano. Sì, sì. No, la questione è che quando entri, io ero al 41 bis. Al 41 bis è un regime dove te vieni isolato dal mondo esterno. Sì, e allora non comunicando, diciamo, ma nemmeno con gli avvocati, eccetera, e poi naturalmente se te hai quello che scrivi, no, anche i memoriali, eccetera, e ti vengono bloccati, te non hai difesa. Quello che in quel regime lì che ti uccide è il silenzio. Sì, e quindi la sensazione di una giustizia che non sia giusta e che si senta per autoreferenzialità sicura di poter spadroneggiare come vuole, ai danni anche delle persone che hanno il titolo per essere alleggeriti nella pena, e anche indirizzati verso una situazione che sia più vivibile, rieducativa. Per esempio Giovanni Farina mette anche l'accento sulla nuova edilizia carceraria, mentre fino a 50 anni fa le carceri erano al centro delle città, dove comunque erano separate, però c'era il respiro della comunità intorno, c'era l'idea che si potesse tornare a una vita normale, ai lavori, eccetera. Le nuove carceri, che sono nelle periferie estreme delle zone industriali, eccetera, sono l'annichilimento completo, che non molto diverso. Vuoi dire qualcosa? Sì, sì, questo perché prima le carceri erano le città, naturalmente il popolo si lamentava quando facevano le rivolte e queste cose, che sono state sempre spinte sempre più lontano sono state isolate
E lì naturalmente, ma io voglio dire solo una cosa, a parte i carceri speciali in Italia, tutti quanti, anche quelli normali, sono costruiti per la repressione. È inutile che dicono la risocializzazione del detenuto, in Italia non esiste. Non esiste perché non ci sono le strutture di poter applicare, anche se c'è qualche personaggio delle istituzioni che vorrebbe anche praticare quello che c'è nel codice. E voglio dire giusto una cosa, adesso cediamo la parola alle domande del pubblico, però volevo dire che oggi se noi dovessimo dire a Giovanni Farina dove sei diretto, lui penso che dove sei diretto, dove vivi in questo periodo? Se lo vuoi dire? Sì. No, io ho vissuto per circa un anno ai servizi sociali, l'ultimo anno della mia lunghissima carcerazione di 30 anni di fila l'ho vissuta affidamento ai servizi sociali in un centro sociale Di Firenze, sì, alla periferia di Firenze, nella cooperativa di un prete, Don Alessandro Santoro. Un prete di strada che ha trovato un territorio dove c'erano le cosiddette navi degli edifici di case popolari costruiti negli anni '80, simili alle vele di Napoli, eccetera. Ha trovato una zona periferica e da una zona geografica, da un territorio è nata una comunità. Molti cittadini di Firenze frequentano quella zona perché trovano segnali di vita e di reciprocità. Esiste anche una banca per le piccole azioni che i cittadini aspettano di poter compiere con un microcredito, cioè, quindi una bellissima realtà. Cedo la parola, ringrazio il pubblico e soprattutto Giovanni Farina per la Allora, siccome sono convinto che tantissimi vorranno fare delle domande che saranno anche curiosi, anche perché poi sì, ok, però abbiamo una persona che ha fatto 43 anni. Innanzitutto ringrazio il professor Andrea Cossu per il suo apporto, ma soprattutto Giovanni che è voluto venire qui, sarà anche un altro giorno in Sardegna. È un uomo che comunque ha fatto 43 anni di carcere, anche perché poi uno dice ha fatto 43 anni di carcere. Io un giorno, una volta, venni fermato dai carabinieri e mia zia, chi tanti prima per cosa ha fatto? E quindi insomma, qualche cosa hai fatto, no? Non lo so. E la curiosità penso che si mettano tutti, perché poi o noi analizziamo davvero quali siano le condizioni che uno Stato ti possa mettere in carcere, possa fare qualcosa, oppure bisogna ben spiegare quali sono le situazioni. Io vorrei partire da Dostoevskij. Perché Dostoevskij? Dostoevskij diceva: forse è molto più facile condannare le persone che capirle. E allora, se tu sei scappato in Colombia, giusto, sei andato in Venezuela, sei andato in tutte queste parti, perché l'hai fatto? Io l'ho fatto prima cosa per sfuggire alle persecuzioni, alle persone che mi avevano dato la vita impossibile, e io naturalmente fuggendo cercavo di rifarmi una vita. Non è che stavo andando io in un altro stato per fare il delinquente, perché ho sempre lavorato, ero abituato a lavorare. Le prime volte che mi hanno arrestato io sono entrato in un incubo che non mi sarei mai immaginato nella mia vita, perché il mio percorso i miei genitori l'avevano ben tracciato differentemente, non era quello. Grazie. Ci saranno domande dal pubblico. Dillo che è in rete. Signor Farina, siccome siamo in streaming, siamo in rete, quindi il suo incontro è stato seguito anche da persone a casa, due di loro hanno delle domande per lei. La prima è, vogliono sapere il significato del titolo Nonostante gli uomini. Ma i cacciatori? Sì, nonostante i cacciatori di uomini. Sì.
Io gli voglio dire in 2 parole, nonostante i calciatori di ruolo sono ancora qua. La seconda è: che peso ha avuto la poesia, la lettura e la scrittura durante la detenzione? Ha avuto un grande, diciamo, mi ha dato una grande forza. Insomma, mi ha aiutato a comunicare col mio mondo e molto con, diciamo, con le persone che volevo bene e anche con persone che non conoscevo e ho conosciuto tramite corrispondenza. Poi voglio dire un'altra cosa, che a me fino all'altro giorno hanno tentato sempre di reprimere entro 4 mura, però io gli ho dimostrato che le 4 mura non fermavano il mio pensiero. Bellissima risposta, grazie mille. Qualcun altro ha delle domande? Prego, vieni. Sì, ti aspettiamo. Allora, innanzitutto complimenti per avere questo equilibrio dopo tanti anni. Come è riuscita a essere così equilibrato? Quando ti trovi in certe situazioni di vivere o morire, io ho scelto vivere e lottare. C'è qualche altra domanda? Sì. No, vieni così ti sentono. Vieni, sì. Buonasera, io ho ascoltato con molto interesse quello che lei ha detto e io credo che il vero Giovanni, io non ho ancora letto i suoi libri, però credo che il vero Giovanni Farina stia venendo fuori più da queste risposte rapide che ci sta dando in questi momenti, in questi minuti. Quindi sicuramente la sua vita è stata difficile e veramente mantenere questo equilibrio che è riuscita a mantenere non è da pochi, questa serenità, anche questa capacità di progettazione della vita continuamente. Io volevo chiederle una cosa, probabilmente gli anni 70 sono stati tempi molto diversi da oggi. Io credo che invece oggi i pastori sardi sparsi nell'Italia centrale così, i pastori sardi, insomma, dell'Italia centrale adesso abbiano, come dire, un riconoscimento diverso anche a livello nazionale. Mi vengono in mente tutte quelle scene del Savaradura, no? Dove i sardi partecipano. Ecco, lei la sente forte questa cultura sarda, nonostante i tanti anni trascorsi in Toscana, o un po' si sente cambiato anche lei rispetto a se fosse rimasto nel suo paese, nel suo ambiente? Io ho vissuto in Toscana da ragazzino di 2 anni, però devo dire una cosa, che a me le cose belle mi piacciono e le cose belle delle mie radici io me le tengo per strette e chi mi voleva cambiare ha sbagliato strada. Sì. Prego. Signora Franca chiede, ha parlato di moglie e figlia e voleva sapere che ne è stato di questa famiglia, dove sono. Sai, io per questo lato qui mi devo dichiarare fortunato, perché anche se non ero presente, io ho una figlia, e anche se non ero presente nella sua vita, insomma, vive in America da 35 anni e lavora in una multinazionale, insomma, si è fatta con le sue gambe, sicché sono orgoglioso di lei e devo dire a quel lato lì sono molto fortunato. Bene, grazie. Anche se non gli sono stato vicino.
Abbiamo altre domande? Prego. Buonasera signor. Una domanda. Seguendo un po' il racconto di tutti gli anni, di tutte le vicissitudini, c'è un momento preciso col senno di poi in cui può dire ecco, quella cosa non l'avrei dovuta fare, in quel momento è successo qualcosa che poi è diventato più grande, mi ha trascinato in qualcosa di... è stato un bivio nella vita. C'è una cosa che magari anche a distanza di 30-40 anni mi viene in mente. Grazie. Sai, è una risposta, voglio dire, è una domanda molto difficile, no? Perché io ho avuto in un momento della mia vita, ho avuto un momento di ribellione che quando sono venuti ad arrestarmi la terza volta ho visto la libertà saltando la finestra. E invece quando ho fatto quel salto oltre quella finestra, non sapevo che andavo insomma incontro a una vita che mi avrebbe fatto veramente tribolare. Però anche se diciamo in quel momento di pazzia, diciamola così, io la ricordo come un momento anche di felicità, perché trovandomi, diciamo, proprio che non vedevo via d'uscita, io me ne sono andato, non sarei mai andato all'estero, io avrei vissuto tutta la mia vita in campagna, perché ero troppo attaccato al mio bestiame, alla mia famiglia, al mio territorio. E vedendomi così, diciamo, come dire, vivere o morire, io ho passato l'oceano e sono andato in Venezuela, sono andato in Colombia, io ho conosciuto popoli nuovi, ho avuto un'esperienza che oggi ricordo come il periodo più bello della mia vita. E poi in Australia, cose che non avrei mai fatto se sarei stato vivendo una vita normale. All'interno del carcere ha fatto delle conoscenze che sono state significative, positive per gli affetti. Ma sai, io dico una cosa, no? Io nella mia vita in un certo periodo della mia vita avevo non avevo più fiducia nell'essere umano. Poi invece nel percorso, anche nel disagio del carcere, ho incontrato delle persone che mi hanno fatto ricredere, e uno tra tutti il signor Soffiantini, che in fin dei conti, e poi Don Alessandro Santoro. Nelle piagge. Sì, insomma mi hanno fatto ricredere che ci sono sempre delle persone che credono negli altri e che non tutti vedono la malvagità nell'essere umano, ma bensì c'è anche del buono, diciamo. Vedono il buono. Infatti siamo prossimi alla conclusione. Volevo ricordare le parole che scrive nel libro Giovanni Farina. Dice: il concetto di moralità è un concetto che è dentro ognuno di noi, ma si può vedere solo quando tra le persone viene comunicata una relazione positiva. Vero? Sì, cosa sta dicendo? Sì. No, io sono sempre del parere. Quindi la moralità è anche nella relazione. Sì. Che la comunicazione con gli altri è molto importante, perché se ti isoli e inizi a covare rancore non vai da nessuna parte. Grazie Giovanni Farina, grazie al pubblico.
Grazie. Adesso chiamerei qui Tiziano e Gianluigi per un piccolo presente per il signor Farina e per il professor Bosso. Grazie mille. Il reading musicale di questa sera è a cura dell'associazione Kairos APS. Il titolo del reading si chiama Nel cuore di un poeta bandito, inquadramento umano e musicale della figura di Bacchi Sulis. Vorrei invitare qui Michele Turnu, che è il compositore di questo brano e che ci dirà due parole a proposito. Scusa, buonasera a tutti. Allora, parlare di Bacchi Sulis in musica è abbastanza complesso, perché dei tre poeti barbaricini la peculiarità di Bacchi Sulis è stata proprio quella di mantenere l'aulicità del dialetto arizzese. Se voi andate a vedere le sue poche opere rimaste, trovate delle terminologie che sono facilmente collocabili nel dialetto campidanese. In realtà il dialetto arizzese è per metà campidanese, per metà barbaricino, con tante sfumature che all'epoca di Bacchi Sulis appunto avevano queste piccole particolarità. Bacchi Sulis, detto dai miei colleghi, non è un poeta facilmente musicabile, ma io non credo per il modo in cui lui scriveva, piuttosto per la profondità dei messaggi che lui lanciava, perché era un poeta particolare, credeva molto in Dio e nulla nel clero, quindi scrisse veramente tantissime opere che praticamente diventavano delle vere e proprie denunce, seppur molto sottili, nei confronti del clero. Quello che abbiamo oggi in mano è veramente poco e soprattutto in ogni sua opera si nota questo suo stato d'animo, anche altalenante a volte, come Mutetos, perché Mutetos, voi sentite le parole di Mutetos, dite cavoli che bella dichiarazione d'amore questa. Doveva essere ben innamorato di questa donna che non arriverà mai a portare all'altare, come era il suo proposito. In realtà, nello spirito originale, lui parla di disgusto, d'odio e di lutto, perché secondo lui questa donna non gli era tanto fedele, non si accorgeva di quanto lui potesse amarla. Questo è un proseguo di un altro pezzo di Bacchi Sulis che si intitola Columba, dove lui rimane in attesa, durante il periodo di latitanza, rimane in attesa di un messaggio e dice: Columba, un'imbasciata annessi a fura, inviami qualche messaggio, anche in qualsiasi modo, ma fammi arrivare un messaggio, fammi capire che tu ci sei e che capisci che io sto aspettando di poter essere libero, di poter tornare libero. Sogno ovviamente utopico che non si avvererà mai, perché Bacchi Sulis verrà ucciso a Casa de Villa. Se vi capiterà di andare ad Arezzo è sempre aperto, quindi trovate proprio il piazzale autentico dove Bacchi Sulis è stato freddato per una sua pazzia, quella di rientrare a casa in un momento sbagliato. Una notte è stato fucilato in questo modo. Perché Mutetos? Mutetos adesso sta passando come la dedica d'amore, la dedica d'amore di un poeta barbaricino. No, non è così. Mutetos è in realtà la grande sofferenza di Bacchi Sulis, perché oltre alla privazione della sua casa, quindi lui è dovuto scappare e quindi conoscere il banditismo vero, quello nei monti del Gennargentu. Nonostante questo, con questo sogno costante di arrivare all'altare con questa amata, lui si rende conto che questo sogno alla fine non lo realizzerà mai. E infatti, in due frasi di Mutetos sentirete dire al solista: crepe da chi non vuole, sei tu e non nessun'altra.
Questo significa che lui aveva ben chiare le idee, però da poeta tormentato di altissima cultura, queste idee sono sempre state discusse, sempre state discusse dalla sua famiglia in primis, perché la sorella bruciò, si dice, il 90% delle opere del nostro Bacchisuris, quindi quello che troviamo ora sui libri è veramente il minimo rispetto a tutte le opere che lui ha pubblicato, e purtroppo di questi 2 libri in alcune poesie trovate qualche correzione, tra virgolette, e qua chiudo anche il discorso dialettale e correzione, riportando il linguaggio di Bacchisuris a un linguaggio più logudorese. Invece Bacchisuris non ha mai utilizzato il dialetto logudorese per le sue opere. Infatti sentirete che Mutetos ha delle definizioni un pochino strane per essere definite di dialetto di stampo barbaricino. Ringrazio il coro Kairos, il maestro Emanuele, col quale sono profondamente legato e abbiamo la fortuna di collaborare insieme. Lo ringrazio perché lui ha saputo valorizzare una parte di questa composizione che nasce per il coro maschile, nasce per il coro Bacchisuris di Arezzo, e lui questa elaborazione per coro a voci miste l'ha presentata anche a un concorso, raggiungendo un direi bellissimo risultato. E questa è la forza della musica. Sicuramente Bacchisuris tra i 3 poeti è quello meno considerato dai compositori come me. Io attualmente ho avuto la fortuna di mettere su musica 7 sue opere, però sicuramente questa è quella che insomma è venuta meglio e che eseguono veramente tante realtà corali. Il coro Kairos con Emanuele. Grazie. Prima di cominciare vi chiedo cortesemente di silenziare i telefoni, per favore. Grazie. A voi, Kairos. Che bella tesser sta luna, bello tesser su sole, istretto sei Massa adoro Deo, luna, il suo mondo Deo, il fascinante. Se sarei bella, che metta che non vuole, se sto e non nessuna. Per la te stessa,
Allora, vorrei invitare qui Emanuele e vorrei invitare di nuovo qui anche Michele Turno. Innanzitutto grazie per questa esecuzione e poi Michele, c'era Emanuele che voleva donarti una sua composizione per ringraziarti dell'arrangiamento del tuo brano per il suo coro. Chiaro. Bravissimo, 10. Il bello della diretta. No. Come tu sai, questo brano l'ho scritto dopo aver avuto modo di sentire per la prima volta il tuo coro femminile, che è una realtà straordinaria musicalmente, che fortunatamente avremo presto l'onore di ospitare qua nella nostra comunità. Piccolo spoiler per il mese prossimo, tenetevi liberi per ottobre. Quindi questo dono della prima edizione stampata di questo brano è per te. Grazie, sai bene quanto tengo a questa composizione. Per il coro, per il mio coro femminile è stato come un enorme mazzo di fiori, perché vi siete conosciuti durante un atelier. Quando i cori si incontrano in occasioni formative e incontrano maestri del tuo calibro, ovviamente abbiamo la fortuna di condividere queste belle cose. Quindi io ti ringrazio anche a nome del mio coro, che oggi non ha provato, proprio perché io devo stare qua a vedere te e a ringraziare tutta questa splendida gente. Questo è il bello della musica, la musica che viaggia e che arriva a destinazione dritta al cuore. Grazie. Grazie ancora a Gianni. Prima di proseguire, vorrei ricordarvi le 4 mostre che troverete fino a domenica 17. La prima, che troverete qua a fianco nella chiesetta di San Sebastiano, si intitola Un'isola al bando, quali banditi? Vignette di Franco Puzzolu a cura di Mauro Podda. La seconda la trovate nell'oratorio di San Sebastiano, si chiama A difesa e protezione di Serramanna, la compagnia Baracellare, a cura dell'Associazione Tradizioni Popolari Serramanna. Eravamo davvero Far West, 9 taglie per 9 artisti, a cura di Giuseppe Manias, allestimento di Massimo Spiga, in via Montegranatico. E l'ultima, Ritratti di bandito a cura di Massimo Spiga, la troverete presso il Caffè Culturale Domenica Fiaba in via della Rinascita. Tutte le mostre sono aperte dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 20 e quella del Caffè Culturale dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21. Proseguiamo ora col secondo incontro di oggi. Vorrei chiamare qui Alessio Onnis e il signor Mario Guerrini